Temperatura dell'aria sopra lo zero di 2 gradi, ma quella percepita era di gran lunga inferiore. Un freddo riscaldato però dalla fede degli ortodossi varesini che oggi pomeriggio hanno celebrato il battesimo di Gesù. La ricorrenza, come ormai da tradizione da qualche anno, ha richiamato una quarantina di ortodossi delle prealpi varesine che si sono ritrovati sul lago di Ghirla, dove guidati da padre Vladimir Comenco hanno pregato, cantato, invocato il Signore. Poi in 10, tra cui 2 bambini di 12 e 7 anni, si sono immersi nelle acque dello specchio d'acqua della Valganna. Secondo la credenza ortodossa, infatti, oggi tutte le acque del mondo sono sacre, quindi questo bagno nella fede ha avvicinato a Dio. Quest'anno il rito del battesimo di Gesù sul lago di Ghirla ha visto molte preghiere affinché il conflitto in Ucraina possa presto concludersi. Cristo, ha detto padre Vladimir, ci insegna di stare in pace con tutti. Preghiamo quindi affinché la guerra finisca presto.